Passiamo a Sassari. Nello Gardenia, responsabile di IRS Sassari e di IRS Alghero. Buonasera a tutti, sono Nello Gardenia, come ha appena detto Francisco. Oltre a essere, insomma, responsabile della regione di Sassari e del nuovo appena nato centro di attività di IRS ad Alghero, sono stato anche l'ideatore e responsabile della campagna IRS per le europee, che credo abbia segnato un importante successo sia politico sia dal punto di vista di quella che è la creazione della coscienza nazionale sarda. Ma quello che mi preme stasera è dire del mio territorio, da dove vengo. Io vengo da un territorio, il sassarese, che è stato colpito dagli ultimi mesi, una recentissima, quella di ieri e l'altro ieri, sappiamo tutti, la tragedia e il dramma degli incendi. E questo, insomma, ha colpito duramente un territorio fatto di allevamenti, ha colpito famiglie perché ci sono state perdite di vite umane, è un danno economico e questo, insomma, ci piange il cuore a vedere la Sardegna che brucia in quel modo. Ma c'è stato un altro momento che ha colpito questo territorio, c'è stato un momento che è paradigmatico delle problematiche di questa terra. E allora Sassari, con questo esempio, che è la crisi della chimica di Porto Torres, vuole portare qui una riflessione politica generale, perché noi su questa battaglia nella provincia di Sassari stiamo spendendo energie attraverso il lavoro di Gavino in consiglio provinciale e attraverso il lavoro degli attivisti su una problematica che riguarda tutta la Sardegna, drammatica, una problematica che, è bene dire, la classe politica autonomista sarda sta vendendo ai sardi come una crisi economica, tra virgolette una semplice crisi economica. Bene, non è esattamente così, questa crisi non è solo economica, questa crisi è molto e drammaticamente più profonda. Questa è una crisi istituzionale, è una crisi tutta politica e tutta giuridica, che investe i rapporti tra Sardegna, Italia e tra Sardegna e mondo. È questa la polvere che stanno mettendo sotto il tappeto, è questo quello che non vogliono dire i sardi, ovvero che attraverso 60 anni di autonomia non sono stati posti ai sardi i problemi del potere, il problema della sovranità, il problema della lingua, il problema del modello di sviluppo. E oggi la soluzione che ci propugnano per la Sardegna e per il territorio di Sassari, che cos'è? La formazione di un comitato per la Sardegna, un tavolo concertativo in cui sedieranno la nazione italiana e la nazione sarda, un tavolo tecnico in cui, attraverso il quale dovranno essere risolti i problemi economici, politici e sociali della Sardegna. Insomma, una specie di Ministero per la Sardegna di sabauda memoria. Insomma, credo che qui nessuno sentiva la mancanza di un tale istituto. Credo che qua nessuno qui dentro immagini un futuro di una Sardegna relegata, insomma, a un semplice comitato. Quindi siamo in un momento determinante della storia di questa nazione e della storia di questo popolo, ovvero porsi la scelta se rimanere una regione periferica, perché di questo si tratta, della Repubblica Italiana, oppure scegliere altro, oppure seguire l'indipendentismo, crescere insieme, responsabilizzando la classe dirigente sarda, acquisendo sempre più quote di sovranità in campo fiscale, in campo culturale, in campo economico, in campo politico, perché qui presente tra noi la mancanza in Sardegna, latente, terribile, drammatica, di un sistema politico nazionale sardo che sappia realmente difendere gli interessi della Sardegna e che non vada a Roma a un tavolo, a un comitato, a vedere nella Sardegna, a vedere, scusate, in questo tavolo l'ennesimo salvagente, l'ennesima ancora di salvataggio, il chiedere ancora.
quando abbiamo gli indici di infrastrutturizzazione tra i più bassi d'Europa. Abbiamo i livelli scolastici tra i più bassi d'Europa e dopo 60 anni di autonomismo siamo ancora qui a chiedere. A chiedere cosa? Io direi che è arrivato il momento di crescere e questa è stata finora la grande funzione di IRS, che attraverso il ruolo delle regioni ha saputo diramare nei territori una semplice cosa che però aiuta le persone, oltre che a sognare, a guardare avanti con gioia e con sicurezza e con fiducia. È quella dell'indipendentismo, è quella di creare una strada nuova, sicuramente difficile, sicuramente piena di ostacoli, ma l'unica strada realmente che possa dare alla Sardegna quei poteri, quella forza per poter scegliere il proprio destino, per poter scegliere finalmente quel sistema di sviluppo che sia coerente col territorio, non come Porto Torres o il Sulcis, in cui si è pensato di instaurare delle fabbriche attraverso i piani di rinascita, attraverso piani economici totalmente sballati. Sta qui il punto. Quindi, ripeto, la crisi è istituzionale, è questo che vogliono nascondere. E allora IRS, e allora le regioni, compresa Sassari, che sta lavorando su questi temi, hanno una grande occasione. È arrivato il momento per l'indipendentismo di uscire da quell'angolo in cui è sempre stato messo nella storia come minoranza, ma è il momento di lavorare nei territori, è il momento di lavorare nelle proprie città, nei propri centri di attività, perché le prossime scadenze elettorali ci daranno per la prima volta l'effettiva possibilità di poter crescere, perché il nostro obiettivo è quello di governare questa terra. Il nostro obiettivo non è quello di rimanere una minoranza, ma è quello, attraverso il lavoro dei territori, di dimostrare a questi signori che ancora prendono l'aereo senza continuità territoriale e vanno a Roma, che noi qui abbiamo le capacità, abbiamo le intelligenze e la forza per integrare questa terra per la prima volta nel sistema economico internazionale, per integrarla nell'Europa, per dare ai nostri figli la speranza, la possibilità di poter crescere qui e di poter immaginare il proprio futuro. Ed è IRS che ha questa possibilità. Ci siamo sempre detti che noi abbiamo una funzione storica. Noi di IRS non siamo dei semplici attivisti e non siamo delle semplici persone che guardano nel loro piccolo giardino. No. Noi vogliamo costruire una nazione, noi vogliamo costruire una repubblica libera che viva in pace con i popoli del Mediterraneo, che viva in Europa e che porti soprattutto i suoi saperi dentro questi contesti, ma nei fatti, nelle norme e nella politica. Perché, cari miei, la partita non è su quanti milioni di euro verranno dati a Porto Torres o ai sardi per rimediare o per pagare le casse integrazioni. La partita si gioca nelle carte costituzionali, passate e future, dove si definiranno i poteri di chi per fare cosa. E questa è la grande battaglia che abbiamo davanti, ma dobbiamo iniziare nei territori, nei nostri paesi e stare a fianco, noi indipendentisti, al nostro popolo in un momento così difficile, perché uniti ce la possiamo fare. E non ci dobbiamo mai dimenticare nemmeno per un secondo, che dopo 50 secoli noi siamo ancora un popolo e siamo ancora una nazione.